Ciao Patarini, sto andando a mangiare da Peace and Spice, venite con me. Allora, ci stiamo fuori. Patarini. Ciao dopo lo diciamo insieme. Ciao Patarini, sono con Adi da Peace and Spice al portello. Adi ci ha fatto accomodare al tavolo, ci ha spiegato un po' la birra speciale che hanno solo loro e mi ha fatto portare un delizioso cocktail che dopo ci racconterà. Adi, ciao! Ciao ragazzi. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato Peace and Spice. Allora, io sono arrivato in Italia nel novembre 2007 e sono arrivato clandestinamente e ho fatto vari lavori fino al giorno di oggi, però dal 2016 che lavoro nella ristorazione. Quando noi siamo arrivati clandestinamente verso l'Europa, ovviamente strada facendo, abbiamo fatto varie tappe nei paesi diversi e abbiamo assaggiato culture culinarie diverse, quindi questa esperienza qua ci ha portato all'idea di aprire un ristorante, quindi l'abbiamo nominato Peace and Spice perché abbiamo sempre in cerca di pace, spice che sta per spezie e le spezie che noi usiamo nella nostra cucina, quindi Peace and Spice è anche il nostro nome. E abbiamo aperto nel 2017, ottobre 2017, il primissimo nostro locale in piazza Capitaniato a Padova. Beh, storia bellissima, Adi mi aveva anticipato qualcosa, alle spalle c'è anche un bellissimo racconto e non vedo l'ora di assaggiare la loro storia e la loro cultura e tutto quello che hanno imparato strada facendo negli anni e nella ristorazione. A dopo. Da questo noi lo chiamiamo Tea Time, tempo del tè. È un Negroni rivisitato a modo nostro. Il tanto amore lo sento ed è veramente buono, sono sincero. Si sente il tè cin intanto. Come si dice in afghano? Salomati. Salomati. E si sente molto il tè e si sente tutto quello che è descritto e comunque è un'esperienza palato nuova per me e molto interessante. Questo noi lo chiamiamo, insomma, che ormai è famoso sia al centro che qua al portello, come combo aperitivo. Quindi uno arriva, prende qualsiasi drink che vuole, con l'aggiunta di 2 euro noi gli diamo questa ciotolina meravigliosa con l'hummus fatto in casa, falafel fatto in casa, tutto fatto in casa e pakora che sono verdure pastellate in farina di ceci. E, insomma è vegan e insomma chiunque potrebbe mangiarlo. Allora io ne approfitto, l'assaggio e dopo Adi ci racconterà della birra che trovate in particolare solo qua, che vi si fa produrre da un birrificio. Io assaggio, Certo, noi all'interno del locale, rimanendo sempre sul tema di spice, usiamo lo zafferano, usiamo l'ibisco, usiamo tante altre spezie e alcune di queste le sto evidenziando perché ci piacciono e si può lavorare su queste spezie e l'abbiamo lavorato. Ad esempio la birra col carcadè, ovvero ibisco, il nome scientifico, noi l'abbiamo creato assieme al birrificio trevisano dei nostri amici e abbiamo pensato perché non creare una birra con carcadè, perché l'acidità giusta ce l'ha e quindi è venuto fuori un capolavoro, piace a gente ed è una birra di Peace and Spice, possiamo nominarlo così. Come usiamo zafferano sui nostri cocktail e i nostri cibi. Ad esempio abbiamo uno spritz molto famoso che si chiama Zafferol, giusto per non andare lontano, perché noi abbiamo sempre preso i classici e li abbiamo rivisitati a modo nostro. Mentre ci stiamo gustando questo aperitivo di benvenuto, possiamo dire, con Adi, volevo dire una cosa molto importante. Siamo qui da poco e Adi mi sta rapendo con i suoi racconti e con le sue spezie anche nei cocktail e nelle polpette nell'aperitivo, quindi non vedo l'ora di assaggiare la cucina. Spero di riuscirvi a trasmettere quello che sto vivendo io e grazie Adi. Grazie a voi, grazie a te. Siamo fuori dal locale al portello e Adi ha creato questa nuova isola felice qua. Non da solo, con il mio socio carissimo Arifan Manca, che è lo chef insomma, del locale e il mio socio, insomma, l'abbiamo creato in due e assieme tanti nostri collaboratori. Qua, nonostante il locale è piccolo, abbiamo cercato di dare un significato molto carino che a noi piace, ricco di significati. Appena entriamo sulla sinistra, al di là del Peace and Spice, troviamo anche Peace and Wine, perché spesso e volentieri si può mangiare etnico ma non si beve bene. Noi stiamo puntando tantissimo anche sul bere, sul drink, dei vini, dei cocktail rivisitati nostri, birre specializzati nostri. Quando entriamo all'interno del locale, idem, abbiamo 2 pareti che a sinistra rappresenta notte, tramonto, quindi vedete mari e monti ma con uno sfondo più scuro, e a destra abbiamo sempre mari e monti col sole che rappresenta il giorno. Tra queste mari e monti abbiamo scritto tutti gli ingredienti in persiano che noi usiamo nelle nostre pietanze e nelle nostre bevande. Ragazzi, allora, stare con Adi è bellissimo, mi ha raccontato tutto quello che c'è dentro il locale. Andiamo dentro il locale, Dai, ragazzi, andiamo.
Siamo venuti al Portello perché è un centro distaccato dal centro, è una zona in via di crescita, in via di sviluppo, e quindi un locale come il nostro ci voleva, perché soprattutto per tantissimi studenti, ci sono tante facoltà che studiano qui. Mangiare un piatto fatto in casa e con pochissimi soldi e mangiare in totale serenità, ci voleva qua il Portello, quindi non potevamo mancare. Però alla sera ovviamente è una zona molto tranquilla, è una zona molto bella da passeggiare, da vedere, e a noi personalmente piace il Portello. Sembra un po' divertente, però i nostri bani spesso e volentieri è un po' zona selfie. Allora andate a vederla. Andiamo a fare un selfie. Prego. Praticamente c'è dell'arte anche qua. Sopra il bancone ci sono delle scritte che adesso Adi ci racconterà. Certo, allora abbiamo scritto una poesia di Rumi in legno, che è un poeta persiano del 1200. Il significato è: non dire a cosa serve se sono unico a promuovere la pace, se tutti fanno la guerra. Non sei unico, sei 1000, accendi la tua lanterna. E detto in persiano sarebbe: تو نگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود بیفروز. Ragazzi, adesso Adi ci porta in piazza Capitaniato a vedere il primo Peace and Spice. Andiamo ragazzi. Dove andiamo? Dal Portello siamo passati a piazza Capitaniato, dove tutto è nato, giusto? Eccoci qua, benvenuti ragazzi. Andiamo. Abbiamo sempre il nostro albero centrale e la sala iniziale, la nostra sala 1, la nostra cucina a vista, la nostra sala con delle piante che a noi piacciono. Tutte le pareti dei locali sono state realizzate da un artista francese, Blandin, che ha scritto le parole che vedrete e tutte queste decorazioni a mano su di entrambi i ristoranti di Peace and Spice. Noi siamo aperti 7 su 7, da mezzogiorno a mezzanotte, orario continuato. A qualsiasi ora qua si può fare aperitivo, si può mangiare e si può studiare. Quindi potete venire quando volete, e le pietanze tra qua e il Portello sono differenti, quindi se a voi piace qualche pietanza in particolare dovete cambiare il locale. Io ve lo dico, questa sarà la vostra nuova aula studio. Ce lo mettiamo qua. Devo andare a vedere il bagno anche qua. Adi ci teneva a farci vedere anche questo bagno. Dov'è il punto selfie qua? Ma dove stai tu? Ah ok, cheese me, facciamo una foto. Che locale sarà questo locale ragazzi? No? Allora, da piazza Capitaniato, dove tutto è nato, siamo tornati al Portello, che si è un po' popolato perché dobbiamo mangiare. Dai ragazzi, andiamo. Non vedo l'ora di mangiare. Siamo stati a visitare l'altra sede e Peace and Spice Portello si è riempito di persone, infatti sentirete un po' di rumore di sottofondo, ma questo è sintomo di locale vivo e cibo buono. Adesso noi sceglieremo cosa mangiare e ci vediamo dopo. Ciao! Peace and Spice and Peace and Wine. Adesso Adi ci darà il vinello finché sono in preparazione i nostri piatti. Perfetto ragazzi, l'apriamo. È bellissimo perché i piatti vengono preparati alle mie spalle, davanti agli occhi di tutti, e adesso vi faremo vedere cosa ci mangiamo. Intanto vi lascio il pane e hummus. Il colore è quello classico dello spritz, il profumo no, angostura d'arancia e zafferano. Questo qua è lo zaffero, e io adesso lo assaggio. È molto particolare, sembra quasi un po' più dolce, fruttato, si sente la delicatezza dell'arancia
e lo zafferano dona quel in più a questo drink gin. Couscous con le verdure, polpettine di manzo, patate, pruni e noci, crema di melanzana affumicate con lo yogurt e fagiolini in salsa di pomodoro e samosa di verdure. Mugiardara, riso con le lenticchie, cipolle caramellate e menta, spiedini shish taouk, spiedini di pollo e boccherini, verdure miste al curry, tzatziki e con yogurt, e samosa di carne. Pollo, riso bianco con lo zafferano, badingian, melanzana bruciata in salsa di pomodoro, pollo al curry, involtino di pane con ripieno di pollo, melassa di meregrano, sommacco e cipolla e hummus. Cabuli, riso con agnello, carote e mandorla, kofta con polpettini di manzo, patate prune e noci, falafel con polpettini di ceci, prezzemolo e ceci, spora, mittura pastellato con pane di ceci, bore involtino di pasta filo con fetta greca senza nero e la zuppa dal che preferibilmente va servito con un petto di limone. Ragazzi, ora lasciate perdere il video, lasciate perdere Instagram e mangiate. Hai ragione Adi, grazie. Vado con il primo assaggio. Già tanti sapori, non vedo l'ora di assaggiarli tutti. Ragazzi, devo dire una cosa: per quanti sapori stiamo mangiando questa sera e assaggiando finora, sono tutti ben distinti, non si sovrastano a vicenda e le spezie si sentono e si abbinano benissimo con tutti gli ingredienti del piatto. È arrivato il momento dei dolci. Muallabia, budino di riso, acqua di rose, cardamomo e pistacchio e baklava al pistacchio. Io assaggio. Partiamo dalla baklava. Io sono stato in Turchia, ho assaggiato la baklava in Turchia, questo è veramente buono, si sente il pistacchio, si sente il burro, mi piace. Molto delicato, molto particolare, molto leggero, dovete venire a assaggiarlo. No. Sono venuto un attimo in disparte, un po' più al silenzio, per raccontarvi questa bellissima cena da Peace and Spice e quello che è stata. Piatti colorati, profumati e davvero saporiti, come dice il nome, le spezie si sentono. Ogni pietanza è studiata e preparata ed abbinata ad una spezia particolare e si nota la differenza. Ci è piaciuto un sacco anche l'abbinamento con il cocktail prima e con il vino dopo. La salsa di melanzane con yogurt è stata favolosa, ci sono un sacco di pietanze che sono eccezionali, abbinate al pane che fanno loro. È una cosa inspiegabile, ragazzi. Io provo a descrivere quello che è stato. I sapori dei piatti erano davvero delicati, non si sovrastavano l'un l'altro e la cena nel complesso è stato un vero splendore. Arrivando poi ai dolci con quel budino all'acqua di rosa che non avevo mai assaggiato, molto delicato, che per finire il pasto è davvero eccezionale. Baklava buonissima, ragazzi. Cena spettacolare, spero di essere riuscito a portarvi un po' in questo mondo dei Peace and Spice, di avervi messo tanta voglia. Chi lo conosce ci faccia sapere cosa pensa, poi ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, supportarci e condividere con i vostri amici questa bellissima esperienza nel mondo delle spezie. Peace and Spice, ciao ragazzi. No, me lo so bene. No! Dovevi registrarlo. Vai, rifallo. Con questo show di Adi noi vi salutiamo e Ciao Patavini! bravo, ciao Patavini, venite a trovarlo perché tante spezie, tanto peace, tanto love, Tanto Spice Ciao. e tanta gente. Sì, vai subito. Perché non mi ricordo se no. Dai, oh, fai pubblicità anche dopo. Sì, vai tranquillo, vedrai, ci penso io, sono di origine padovana. Io. Bravo, perfetto. Padova, Food.